Il libro edito da Mondadori, Malerba, di Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli, con 13 voti ha vinto l'edizione 2014 del premio Racalmare Leonardo Sciascia. 12 voti al libro di Caterina Chinnici, È così lieve il tuo bacio sulla fronte, e 11 voti a Piccola Atene di Salvatore Falzone. Ascoltiamoli al microfono di Gigi Restivo, a margine della cerimonia di premiazione che si è svolta a Grotte. Carmelo Sardo con la sua seconda opera letteraria finalista al premio Racalmare Leonardo Sciascia, con una storia scritta a quattro mani con Giuseppe Grassonelli, una storia che ti ha toccato molto. Beh, intanto fuori di retorica, permettetemi di dire che sono veramente molto onorato e orgoglioso che il memoir sia giunto in finale di una manifestazione così prestigiosa. Lo dico soprattutto come figlio di questa terra. Io, quando lavoravo ancora qui come giornalista, mi occupavo anche con servizi del premio Racalmare Leonardo Sciascia, e lo spessore culturale delle persone e degli scrittori che intervenivano già da allora faceva capire quanto fosse importante. Se qualcuno avesse detto a quel tempo: guarda che tra 20 anni sarai finalista, e avrei quasi sorriso, però queste sono le cose belle della vita che ti riserva. Questa è una storia che veramente mi è rimasta appiccicata addosso. Peraltro mi piace svelare un piccolo retroscena che non ho mai detto. Io avevo già preparato il mio secondo romanzo ed era già in lettura a Mondadori quando mi è capitata addosso, si è catapultata nella mia vita professionale la storia di Giuseppe Grassonelli, e Mondadori, che ha fiutato evidentemente il successo di questo possibile percorso letterario, mi ha detto: aspetta, mettiamo un attimo il tuo stand by e ci buttiamo su Malerba. È un'emozione particolarmente bella, perché un premio che ricorda un uomo profondamente, autenticamente siciliano, di grande cultura, che ha saputo descrivere la sua terra, che ha saputo descrivere le tante storie della nostra terra, e lo ha fatto con quella onestà intellettuale che è tipica degli uomini di grande intelligenza, di grande cultura. Lo ha fatto con racconti in chiaroscuro, lo ha fatto non nascondendo nulla della bellezza, ma anche del dolore e della sofferenza della nostra terra. E allora poter partecipare alla finale di un premio come questo è per me una grande emozione e una conferma anche dell'amore che anch'io nutro per la mia terra. Dottoressa, per la prima volta, e non solo al premio Racalmare a Grotte ma in Italia, una terna di finalisti, e sono tutti libri che in qualche modo affrontano il problema della mafia. Non era mai successo? Beh, no, devo dire che col mio libro anch'io ho partecipato a qualche altra rassegna letteraria, però i temi sono stati diversi. Qui abbiamo un tema che è il tema della mafia, che è uno dei temi che ha tracciato la nostra storia, la storia della nostra terra. E credo che sia importante che dei libri riescano a suscitare un dibattito attorno a questo tema, riescano a sollecitare le coscienze, perché anche attraverso un libro, anche attraverso la letteratura, non soltanto si sollecita il dibattito culturale, ma si sollecitano le coscienze, e quindi questo premio ha questo valore aggiunto molto importante. Per me è un grande onore poter essere qui e partecipare a un premio letterario che si richiama a quello che considero un punto di riferimento assoluto nel mio percorso letterario e culturale, cioè Leonardo Sciascia. E poi perché ho gradito molto l'atmosfera che si respira in questo premio, ed è l'atmosfera casereccia che il fondatore si augurava che venisse mantenuta negli anni. In qualche modo il tuo libro si richiama un po' a Sciascia, ricorda un po' a ciascuno il suo. Il mio libro si richiama a Sciascia volutamente dalla prima all'ultima pagina, direi anche a partire dal titolo, perché Piccola Atene è un appellativo che lo scrittore di Racalmuto diede a Caltanissetta, rievocando i tempi della sua giovinezza quando lui la frequentava. Sciascia studiò a Caltanissetta, il suo insegnante era Brancati, c'era un gruppo culturale di primissimo ordine, e non solo culturale, anche politico, con i Macaluso e i Colajanni. E quindi il titolo richiama questo appellativo che è sciasciano, e poi l'impianto della storia, che è un noir siciliano, è, diciamo, tipicamente riconducibile alle opere di Sciascia, con particolare riferimento a ciascuno il suo, in cui tutti sanno tutto di tutti tranne l'investigatore,